risultati. Brescia-Padova all'anticipo che si è giocato ieri è terminato sul risultato di 0-0, poi Ascoli Spezia 2-0, Cittadella Lanciano 1-0, Grosseto Crotone 1-0, Livorno Empoli 4-2, Novara Juve Stabia 1-1, Regina Modena 2-2, Sassuolo Provercelli 2-1, Ternana Cesena 0-0, Vicenza Verona 2-3 e poi il posticipo in programma lunedì tra Varese e Bari. La classifica, dicevamo, delle due squadre a punteggio pieno, si tratta del Sassuolo in testa con il Livorno a quota 12, poi 8 punti per Varese e Verona, a 7 c'è lo Spezia, a 6 Crotone e Cittadella, a 4 Bari, Vicenza e Brescia, 3 punti per Modena, Ascoli e Provercelli, a quota 2 Novara, Regina, Lanciano e Juve Stabia, 1 punto per Padova, Ternana, Empoli e Cesena, -1 per il Grosseto che, lo ricordiamo, parte con una penalizzazione di -6. Allo Stadio Menti, derby veneto tra i più sentiti, squadre confermate per 10 undicesimi rispetto alla scorsa giornata. Vicenza nel consueto 3-5-2 con Gianni che prende il posto di Di Matteo sull'out di sinistra, Pinsoglio regolarmente tra i pali davanti la coppia Plasmati-Malongà. Nel 4-3-3 del Verona la novità è in difesa, Abate ritrova la corsia destra, Crespo si accomoda in panchina dove siedono anche Bacinovic e Alfredson rientrati dalle nazionali. Nel tridente Caccia al centro con Rivas e Gomez ai lati, arbitra Palazzino di Ciampino. Parte meglio il Vicenza, subito Malongà al tiro ma Rafael è sicuro e blocca. Ma al nono arriva il vantaggio biancorosso, il lancio lungo di Pisano proprio per Malongà, controllato da Abate, si prende un po' di spazio, Malongà arriva al limite dell'area e batte così Rafael. Quarto gol in 3 gare per il francese. Qualche protesta da parte del Verona per il controllo di Malongà che adesso andiamo a rivedere ma sembra regolare tra spalla e petto, poi Malongà appunto va al tiro. Un po' preoccupato Mandorlini ma qui comincia la reazione del suo Verona al 12esimo, punizione di Martigno, colpo di testa di Gomez che finisce fuori. Altri 2 minuti e arriva il pareggio, e infatti anche Breda vede che qualcosa sta cambiando, c'è Laner che ruba palla a Misuraka, apre a destra per Caccia, il diagonale a mezza altezza di destro, Pinsoglio è battuto, primo gol con la maglia del Verona per Caccia, ma davvero imperdonabile il tentennamento di Misuraka che dà modo a Laner di rubare il primo pallone decisivo. Vedremo poi in seguito, gran caldo, la partita cala di ritmo, si riaccende dopo la mezz'ora su uno degli 8 corner battuti dal Vicenza, tenta la ripartenza il Verona e c'è Castiglia che ferma così Martigno, poteva starci anche il giallo che non arriva invece una lussazione alla clavicola per Martigno che dopo 4 minuti deve arrendersi, al suo posto entra Alfredson. Al 44esimo l'occasione più clamorosa per il Vicenza, il cross di Gianni, l'inzuccata in tuffo di Plasmati, il riflesso prodigioso di Rafael che alza sulla traversa, rivediamo, non si sa cosa sia più bello, se il colpo di testa di Plasmati o la risposta di Rafael. E nel secondo dei 2 minuti di recupero un altro pasticcio della retroguardia del Vicenza, Gianni e Brighenti si guardano. Laner ne approfitta ancora una volta, mette in movimento Gomez, il suo tiro è respinto da Pinsoglio ma la deviazione è proprio su Caccia, appostato lì vicino, che di sinistro mette a segno la sua doppietta e si va al riposo sul 2-1 per il Verona. Rientro in campo il Vicenza dà l'impressione di aver accusato il colpo, Plasmati fermato in fuorigioco al 54esimo, dopo poco lascia il posto a Semioli, esordio per l'ex sampdoriano, Breda prova ad allargare il gioco con lui. Al 56esimo l'episodio che ridà fiato al Vicenza, fallo in area di Maietta su Martinelli, calcio di rigore. Andiamo a rivedere, mi sembra che non ci siano dubbi sulla decisione dell'arbitro, va Pinardi dagli 11 metri, il suo destro, sfortunato Rafael che con il piede era riuscito ad intuire il tiro di Pinardi ma il pallone beffardo finisce l'MLM dentro la porta. Siamo sul 2-2 ma passano pochi minuti, il Verona è di nuovo avanti, punizione di Jorginho, tocco impercettibile di Caccia, Maietta sbuca dietro a tutti e mette dentro. 65esimo, Verona 3, Vicenza 2, c'è qualche protesta vicentina perché qui c'è il tocco davvero impercettibile di Caccia e a quel punto sembra che Maietta probabilmente al di là di tutti i difensori, ma segnalazione difficilissima per il primo assistente Tasso, entra Giacomelli al posto di Misuraka
Il Vicenza però non riesce a creare molto di più che questo colpo di testa di Semioli sul cross di Giani. Qualche protesta anche al 74esimo per questo corpo a corpo in area tra Cacciatore e Malongà, poi Mandorlini richiama Rivas, rinforza il centrocampo con Bacinovic. All'84esimo è ancora il Verona pericoloso, un altro pasticcio in fase di disimpegno, il rimpallo favorisce Cacia che si guarda alle spalle e vede che sta arrivando Jorginho, il suo tiro viene respinto con il volto da Martinelli, rimane a terra dolorante ma nulla di grave per lui. L'ultimo tentativo del Vicenza, il rasoterra dal limite di Giacomelli, è innocuo. Ottava vittoria del Verona nei 37 precedenti qui a Vicenza. Mandorlini può essere molto soddisfatto di come i suoi abbiano preso possesso della partita dopo l'iniziale svantaggio, possesso palla efficace, fitta ragnatela di passaggi a cercare con pazienza il varco giusto per affondare, poi il grande pressing decisivo 2 volte sempre con Laner in occasione appunto di leggerezze della retroguardia del Vicenza. Vicenza che paga carissimo questi errori e poi alla distanza si ritrova senza benzina quando è il momento di tentare la seconda rimonta. Il migliore in campo decisamente Cacia, Guizzi opportunismo e concretezza dei tempi migliori, una doppietta, ha messo il piede anche nel terzo gol, di più non poteva fare e allora ribadiamo il risultato qui a Vicenza. Verona batte Vicenza 3-2, linea che torna allo studio. Due squadre toniche, dense di qualità ma non ancora perfettamente registrate in difesa, e su queste basi che sboccia il caleidoscopio di emozioni del derby Vicenza-Verona, città separate da meno di 50 km. A sorridere alla fine è la truppa di Mandorlini che dimostra di poter fare il vuoto ogni volta che decide di accelerare. La partita inizia su binari tranquilli, il più effervescente è Malongà che già al quinto prova a sondare il livello di attenzione di Rafael, che blocca senza patemi. È il trailer del film che l'attaccante francese proietterà al nono, ma con ben altro esito. La stazza consente all'ex attaccante del Cesena di troneggiare sulla tre quarti calamitando il pallone di petto. Malongà si accentra e, avvedendosi dell'eccessiva libertà concessagli, va in percussione a testa bassa e spara nell'angolino non consentendo replica a Rafael. Si tratta del quarto gol in 3 partite per il numero 19 biancorosso. Dura solo 5 minuti il periodo di incubazione del pareggio ospite, che sgorga dalla grande caparbietà di Laner, che stirpa il pallone a Misurà e lo dispone con un tocco intelligente per Cacia. Il bomber calabrese festeggia la prima rete con la maglia dell'Ella, scrivellando Pinsoglio sul primo palo. Mandorlini, che aveva dato fiducia al centrocampo della sfida con la Regina, è costretto ad immettere Alfredson dopo 35 minuti al posto di Martigno, vittima di una lussazione alla spalla. La gara si riaccende all'improvviso sul finale di tempo. Solo un intervento prodigioso di Rafael evita al Verona il secondo gol al passivo. Istinto e reattività sono gli ingredienti fondamentali del cocktail che consente il capolavoro al brasiliano. Dallo spavento all'apoteosi trascorrono solo pochi secondi e il Verona ribalta nuovamente il copione emotivo della contesa. Tutto nasce da un pasticcio di Brighenti al limite dell'area. Cacia timbra la sua doppietta personale griffando il tap-in sulla deviazione di Pinsoglio, che aveva cercato di arginare il tiro di Gomez. Ad inizio ripresa incrociano le lame i capitani delle due squadre. Maietta commette un fallo ingenuo su Martinelli e Palazzino indica il dischetto. Dagli 11 metri va Pinardi. Rafael riesce a toccare il pallone di piede, ma la traiettoria beffarda tramonta oltre la linea di porta. Prima rete per il fantasista, che l'anno scorso aveva iniziato la stagione in Serie A con il Novara. La grande giornata di Cacia si completa al 65esimo. Sulla punizione battuta da Abate, il numero 8 devia la palla quel tanto che basta per stendere un tappeto rosso al gol del 3-2 firmato Maietta. Il capitano gialloblu si fa perdonare così l'errore in occasione del penalty e suggella un trionfo sofferto ma meritato. Il Vicenza non riesce a pungere negli ultimi 25 minuti e neanche l'ingresso di Semioli altera gli equilibri della truppa di Mandorlini, al secondo successo consecutivo dopo la coppia di pareggi iniziale. La grande favorita della Serie B mette in mostra i primi bagliori di una forza squassante e Cacia può ergersi a locomotiva di uno sviluppo che potrebbe presto sbriciolare ogni ipotesi di concorrenza.